Buonasera e benvenuti con l'informazione di Telefriuli. In apertura subito la cronaca per un grave fatto accaduto nel pomeriggio di oggi. Ci chiede infatti la linea la nostra Paola Treppo, il fatto accaduto nel comune di Castione di Strada. A te Paola. Sì Davide, buonasera ai nostri telespettatori. Purtroppo un tragico fatto di cronaca a Morsano di Strada. Siamo nel comune di Castione di Strada, in via Treppo, in una zona limitrofa al cimitero. Siamo in zona Agreste. Un ragazzino che al momento sappiamo avere, purtroppo aveva 16 anni, stava facendo motocross con la sua moto, è caduto. Ha riportato lesioni gravissime. Tempestivi sono stati gli interventi dei sanitari, la Sores ha inviato sul posto immediatamente un'automedica, un'autoambulanza, e dalla base operativa, dalla Elibase di Campoformede è decollato l'elicottero. I sanitari hanno cercato di rianimare il ragazzino per oltre un'ora con ogni sforzo. Purtroppo però per lui non c'è stato nulla da fare se non decretare il decesso. È il secondo incidente di questo tipo con esiti drammatici nelle ultime settimane e le notizie sono ancora frammentarie. Sul posto stanno ancora operando i sanitari, purtroppo insieme ai carabinieri della compagnia di Latisana, e sono stati avvisati anche i parenti. Un gravissimo lutto per Castione di Strada. Non sappiamo ancora l'identità di questo ragazzino, dove risieda, e allora per adesso Davide è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Paola. Allora, se ci sono altre novità puoi sempre prendere la linea. Nel corso del nostro telegiornale riassumiamo quindi un ragazzo di 16 anni è deceduto pochi minuti fa dopo che faceva motocross nella zona di Morsano di Strada. Parliamo ora dell'emergenza sanitaria in provincia di Udine. Ogni giorno si contano circa 70 accessi in pronto soccorso per il virus. Lunedì verrà implementato il reparto Covid con 32 posti letto. La situazione, afferma il direttore medico dell'azienda sanitaria del Friuli Centrale, Luca Lattuada, si è aggravata. Sentiamo l'intervista. L'ospedale di Udine è in seria difficoltà ormai da 2 settimane. Tanto per dare un'idea, noi 2 settimane fa avevamo un paio di pazienti Covid che facevano fatica a trovare il ricovero durante la giornata e dovevano essere tenuti in osservazione in pronto soccorso. In questi ultimi 2 o 3 giorni questo numero da 2 è passato a 20-25, quindi c'è un afflusso di pazienti Covid e di pazienti non Covid che è decisamente elevato. Queste varianti hanno fatto aumentare l'accesso al pronto soccorso, mediamente di quanti al giorno? Adesso noi viaggiamo complessivamente sui 200 accessi al giorno. Abbiamo 2 pronti soccorsi di fatto, c'è il pronto soccorso Covid e il pronto soccorso non Covid, e gli accessi sono per circa 1/3, 2/3 non Covid e 1/3 Covid. Fra lunedì e martedì apriremo altri 32 letti di medicina Covid per cercare di tenere, però abbiamo ridotto attività per poter aprire posti letto di medicina Covid. E noi adesso siamo passati a 22 posti di terapia intensiva Covid, intendo, solo 2 erano vaccinati con patologie importanti già presenti, insomma 20 non vaccinati. E c'è la prospettiva seria di dover aprire altri posti, e aprire altri posti significa chiudere attività, chiudere sale operatorie e rimandare pazienti che sono già prenotati da tempo. L'ospedale di Udine è in seria difficoltà. Il bollettino sanitario: in Friuli Venezia Giulia i contagi per il 5° giorno consecutivo hanno superato quota 4.000 casi, totalizzando le quasi 27.000 positività raggiunte negli ultimi 7 giorni. Inevitabile l'impennata degli isolamenti, che hanno ormai raggiunto le 47.000 persone confinate in casa. Grosso modo una persona su 12 in regione è bloccata dal virus. Sono 4.570 le nuove infezioni rilevate oggi, 12 decessi con Covid emersi nelle ultime 24 ore, tra cui un uomo di Monfalcone di 49 anni. Scendono a 40 le persone ricoverate in terapia intensiva, di cui 36 non vaccinate, mentre i pazienti ospedalizzati negli altri reparti scendono di un'unità a 368.
E anche i dati settimanali parlano chiaro, i numeri sono in rialzo sia per quanto riguarda i contagi sia per i ricoveri ospedalieri. Rimangono ancora molti gli over 50 che non accettano di fare la prima dose, infatti il Friuli Venezia Giulia è anche maglia nera in Italia nella fascia d'età tra i 50 e i 70 anni in fatto di vaccini. Sentiamo. Contagi e ricoveri ospedalieri in rialzo nell'ultima settimana, mentre il numero di persone convertite all'immunizzazione cresce di poco nonostante l'annuncio dell'obbligo vaccinale per gli over 50 che diventerà ufficiale dal 1 febbraio. È il quadro della situazione in Friuli Venezia Giulia. Il picco della quarta ondata del Covid verrà raggiunto probabilmente la prossima settimana. Nel frattempo l'incidenza vola soprattutto a Pordenone e a Udine e i contagi fanno segnare un rialzo del 49% rispetto ai 7 giorni precedenti. Preoccupa l'andamento delle terapie intensive che hanno sforato l'incidenza sui posti letto complessivi del 25%, mentre i ricoveri nei reparti Covid raggiungono il 29%. Numeri negativi anche dalle prime dosi, 4.500 persone hanno deciso nell'ultima settimana di aderire alla profilassi, ma sono in gran parte giovani o in età pediatrica. Restano circa 60.000 gli over 50 che non accettano ancora compromessi, un numero elevato se si pensa che il Friuli Venezia Giulia è all'ultimo posto nella classifica nazionale per vaccinazione nella fascia d'età da 50 a 70 anni. Sempre più concreta da parte dei Novax la minaccia di boicottare l'attività degli hub vaccinali della destra Tagliamento. Il prefetto di Pordenone Domenico Lione ha garantito un'attività investigativa di monitoraggio soprattutto dei social network. Ci dice tutto Alberto Comisso. Evitare attraverso il monitoraggio costante della rete che l'attività degli hub vaccinali della destra Tagliamento possa essere boicottata in qualche modo dai Novax. Si teme infatti che gruppi organizzati di persone, utilizzando chat e social network, diano vita a tutta una serie di attività esclusivamente mirate a rallentare il sistema delle inoculazioni. Queste attività, se qualcuno le pensa, ovviamente noi le monitoriamo attraverso i social, per cui cerchiamo di essere presenti e di evitare che ci possano essere situazioni che vanno a ostacolare quello che è una normale attività di tutela della salute di tutti. Svolgiamo un'attività info-investigativa, diciamo, nel silenzio, però anche con l'efficacia che è stata già dimostrata in passato. Intanto sul fronte del rispetto delle norme in vigore anticontagio da Covid-19, i cittadini del Friuli occidentale stanno dimostrando attenzione e rispetto. La popolazione di Pordenone in questi mesi e in questi anni ha dimostrato comunque in generale di rispettare le norme. Infatti i nostri dati sui controlli fatti dalle forze di polizia dimostrano che a fronte di un numero ingente di controlli c'è un numero abbastanza basso di sanzioni. Torniamo alla cronaca sul corpo di Liliana Resinovic. È stata trovata una borsetta vuota portata a tracolla e quanto si apprende da ambienti legati agli inquirenti. Il corpo della donna è stato rinvenuto, lo ricordiamo, il 5 gennaio scorso in una zona isolata di un boschetto nell'ospedale psichiatrico di Trieste, poco distante dalla sua abitazione, in 2 sacchi di uso condominiale e sulla testa 2 sacchetti di plastica trasparente del tipo utilizzati per la conservazione degli alimenti. Liliana Resinovic era scomparsa da casa il 14 dicembre scorso, non è stata ancora resa nota la data dei suoi funerali. Riversa in gravissime condizioni un pensionato over 70 che questa mattina ha accusato un malore mentre stava sciando a Pontebba. L'uomo di Moggio Udinese ha un passato come soccorritore per le persone in difficoltà in montagna. Questa mattina l'uomo era con i parenti e familiari quando si è sentito male, trasportato in soccorso e ricoverato a Udine. E sempre questa mattina a Forni di Sopra una ragazza è rimasta vittima di un incidente sugli sci. La giovane si è schiantata contro una struttura ma fortunatamente non versa in gravi condizioni. Si cerca Anna, una ragazzina di 17 anni compiuti appena lo scorso dicembre. Dal pomeriggio dell'11 gennaio non dà notizie di sé né ha fatto ritorno nella sua abitazione di Porcia. Preoccupata la famiglia ha sporto denuncia di scomparse militari dell'Arma di Pordenone. L'allontanamento è stato volontario, forse dovuto a una fuga d'amore. La giovane ha infatti lasciato una lettera ai genitori motivando il suo desiderio di lasciare il capoluogo della destra Tagliamento. Anna al momento della scomparsa indossava un bomber nero, uno zaino nero e delle scarpe sempre nere, alto 1,68 m.
Ora veniamo alla politica. A distanza di 2 anni dall'inizio dell'attività si terrà domani nella sala consigliare di Tavagnacco il primo congresso di Azione, il partito fondato da Carlo Calenda. Oltre 300 gli iscritti per il movimento che vuole presentarsi alle regionali e alle comunali di Udine come alternativa al bipolarismo. Sentiamo la referente regionale Isabella De Monte che critica anche l'amministrazione udinese. Sentiamo. Isabella De Monte, dopo 2 anni di pandemia, Azione entra nel vivo con il suo congresso. Adesso ci siamo, quindi abbiamo dei congressi territoriali provinciali, abbiamo l'elezione dei delegati all'Assemblea nazionale e quindi vogliamo fare proprio questo incontro anche non solo per la costituzione degli organismi ma anche per parlare di contenuti. A me dispiace che Udine abbia in un certo senso perso un'identità che invece aveva di più in passato e io vorrei che riscoprisse questa sua identità anche per dare un senso a questa friulanità che sembra essere un po' smarrita. Penso che Udine possa diventare, perché no, una città dei servizi. Sarete presenti anche alle prossime elezioni? Noi intendiamo contrapporci all'amministrazione che oggi governa Udine e intendiamo aprire un dialogo, l'abbiamo già fatto con tante forze politiche, per rappresentare un'alternativa. Non è detto che sia una lista di colore, può essere anche un'alleanza in senso civico, però in via prioritaria noi vorremmo costruire un polo centrista repubblicano, un fronte repubblicano, come più volte detto da Carlo Calenda. Il fenomeno dell'emigrazione dei friulani raccontato in una mostra inaugurata oggi a Pordenone. Il presidente delle fasce, Gregoris, ha lanciato un allarme: la fuga dei cervelli è un danno per l'Italia e la nostra regione. Si apre con una nuova proposta espositiva il 2022 della storica Società Operaia di Pordenone, che nell'ambito del progetto Vite Forestiere, Voci della storia dell'immigrazione del Friuli Venezia Giulia, ha presentato oggi la mostra In Viaggio, un percorso storico documentario curato dalla Regione, attingendo ai fondi conservati nell'archivio Hammer, che custodisce e divulga la memoria dell'emigrazione regionale, anche attraverso contenuti multimediali e web. Lo scopo è di ricordare un fenomeno che ha profondamente segnato la nostra regione e non solo, un fenomeno nazionale che oggi però noi concentriamo sul Friuli Venezia Giulia. È importante soprattutto per le giovani generazioni ricordare queste fatiche, gente che lasciava case. Un fenomeno, quello dell'emigrazione, diverso rispetto a un tempo, ma che non si arresta. Non si torna indietro rispetto all'emigrazione storica, però ci sono importanti fenomeni migratori, sicuramente fatti in maniera diversa, in persone diverse ai grandi esodi del secolo scorso e di 2 secoli fa, però di notevole importanza per quanto ci riguarda, perché la nuova migrazione ci porta via cervelli, ci porta via una capacità di lavoro molto importante che farebbe bene anche all'Italia. Chiudiamo con lo sport. Udinese in campo questa sera contro la Juventus a Torino alle 20:45. Cioffi fino all'ultimo spera di recuperare qualche giocatore. Oggi ultimo ciclo di tamponi con notizie certe che si avranno tuttavia solo con la distinta ufficiale. Al momento la formazione dovrebbe essere questa, con Perez, Neuting e Ziegler in difesa, Soppi e Udoge sugli esterni, Aslan, Wallace e Makengo, Beto e Delafeu in attacco. In porta dovrebbe esserci ancora Padelli, a meno di sorprese dell'ultimo minuto. E dopo quasi un mese Pordenone torna in campo e incontra il Lecce. Per Tedino una candidata alla vittoria, ma il nostro dovere, dice, è provarci anche per la salvezza. Sentiamolo. Nella mia gestione un paio di volte abbiamo cannato la partita perché Crotone ed Ascoli sono state 2 note dolenti, però nelle altre gare la squadra ha sempre dimostrato di avere una spina dorsale e siamo stati sempre puniti da qualche disattenzione di troppo. Ecco, questo è una cosa che noi dobbiamo toglierci se vogliamo tentare di risalire la china. Troviamo una squadra probabilmente candidata a vincere, una squadra allenata molto bene, con dei giocatori molto importanti, una squadra che ha molte soluzioni, quindi per noi è veramente un grande test. È molto difficile, lo si sapeva già dall'inizio della mia gestione, però noi abbiamo sicuramente la possibilità di farcela, dobbiamo tentare di farcela a tutti i costi. Non ci sono altre notizie, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione, vi auguro buona serata, arrivederci.